assumerci la responsabilità fino in fondo, mi pare, che se davvero riteniamo che l'esperienza dell'arte si iscriva in questo gioco complesso, no? Di oscillazione tra vedere intelligibile e vedere sensibile, il rischio è quello di sancire un destino. Il destino, che è stato anche espresso con una formula ormai anche abusata, il destino della morte dell'arte. Perché? Ma perché è quello che aveva già segnato Platone, secondo me. Nel senso che se noi davvero vogliamo stare in questo gioco, a me pare che sia possibile, ho tentato di indicarlo così un po' per cenni prima, mostrare che il vedere sensibile è tutto fagocitato dal vedere intelligibile. Cioè, la visione sensibile diventa l'inessenziale. Secondo il mio modesto parere, tutta una certa storia dell'arte recente, sta giustamente l'arte concettuale, certi testi anche, e questa cosa secondo me ce la mettono di fronte, anche se spesso gli artisti non se ne rendono conto o fanno finta di non rendersene conto, con tutta evidenza. Cioè che se davvero l'artista pensa che il suo compito sia quello di, come dire, attraverso la sua opera, di mettere in gioco dei concetti, l'elemento sensibile diventa inessenziale. Come Platone ha detto, ha capito perfettamente, perché come diceva anche nell'esempio banale di prima, cioè ciò che conta alla fine è ciò che non si vede. Cioè, se questo tavolo lo uso in modo, come tu dicevi, ideativo, o diciamo intelligibile, come fanno certi artisti, cioè, la cosa individuale è del tutto inessenziale, così come lo è nella nostra vita quotidiana, dove l'individuo sensibile è del tutto inessenziale, è interscambiabile. Allora, un esempio che tu hai fatto prima, Cunellis hai fatto vedere, no? Quello che tu hai detto, molto bello, interessante, non so se l'abbia pensato anche Cunelli, se l'abbia detto, l'abbia scritto, ma al di là di questo non ha importanza. Ma il punto è, se quello è ciò che conta, quell'opera lì è inessenziale. Dovrebbe essere un'altra, se voleva dire quella cosa, o c'è una necessità di quell'individuo sensibile, visibile, con gli occhi, perché se no diventa del tutto inessenziale quell'individuo. Così come diventa inessenziale quale copia ho io del libro di Aristotele, ce ne sono infinite copie in giro, no? Ciò che conta è il significato, non è quell'individuo, quel libro lì, lo perdo, ne compro un altro, posso essere affezionato a quel libro, ma non è essenziale. Il significato, ripeto, è ciò che non si vede. Quindi, se è questo che conta, ciò che si vede viene, come dire, fagocitato completamente dall'oscurità dell'invisibile. E infatti non è a caso, sarebbe anche qui un discorso complesso, ma nell'icona proprio sarebbe, non è così semplice, mi rendo conto, però proprio perché l'invisibile gioca un ruolo così forte, tu dicevi prima, no? Come dire, questa fissità delle regole formali è a suo modo è testimonianza di questo, che in quell'oggetto lì, certo non è così, ripeto, semplice, però questo non possiamo escluderlo, cioè non possiamo dimenticarlo, che il ruolo che lì gioca l'invisibile è talmente forte da costringere a sé la libertà dell'individuale, cioè di ciò che si fa corpo, e da renderlo necessariamente costretto a certe regole, cui sarebbe da vedere poi, le quali solamente possono farci accedere a quell'invisibile. Allora, la laicità che tu dicevi prima, di Caravaggio, di Duchamp, secondo me è l'unica, no? Non perché mi piacciono quelle opere, è l'unica via possibile per... Di Chardin, non avevo opera di Chardin che è uno degli sguardi più laici proprio. Secondo me, se vogliamo, come dire, dare una forza e un senso
paradossalmente, all'esperienza dell'arte e dobbiamo sottrarla, cioè dobbiamo, diciamo quello che vogliamo, ognuno fa quello che vuole, ma ripeto, a questo gioco dei concetti, perché, ripeto, lì dove stiamo nel gioco dei concetti, le misure, i metri diventano altri. E allora, sinceramente, adesso lo dico provocatoriamente per animare il dibattito, lo dico solo, poi spero che ci siano anche risposte o delle obiezioni. Allora, per dire quello che tu hai detto bene, allora, potrebbe essere una spiegazione, no? Del chiudersi della visione, dell'ascolto che diventa invece fondamentale, cioè per dire questo, c'era bisogno di quell'opera. E se l'avessi scritto in una pagina questa cosa, allora, cosa sarebbe cambiato? Vi chiedo e mi chiedo, mentre di fronte ad un'opera, di fronte alla quale, come direbbe Wittgenstein, il mio sguardo assume una certa connotazione, la mia bocca assume una certa forma e mi fermo mezz'ora davanti. Quello che posso dire concettualmente è del tutto inessenziale, si rovescia la cosa. Quello che posso esprimere sarà lontano mille miglia da quel che è accaduto in quella visione sensibile. Certo, poi mi affannerò a esprimerla, a dirla, perché, come fa Dante, si affanna a dire l'ultima visione, ma certo, potrò dire infinite cose perché è talmente lontana quella cosa dai concetti, dalle idee, che potrò dirne 100.000, no? E nessuno mai riuscirà a fermarlo perché si tratta di tutt'altro, no? Là dove invece l'opera si presenta prepotentemente in modo concettuale, l'importanza di quell'individuo scema, a mio parere, completamente. Questo è un rischio, che ovviamente dice l'inessenzialità dell'arte. Allora veramente aveva ragione Hegel, l'arte si risolve in filosofia. Allora se vogliamo lavorare sui concetti lo facciamo molto più logicamente e rigorosamente in filosofia, perché un concetto esibito come quello di Cunellis, cioè si acceca lo sguardo, si è esibito così, mi dice può dirmi tutto, può non dirmi niente, cioè o c'è una tesi da sostenere, allora logicamente con il logos, che posso dimostrarla, argomentarla, confutarne un'altra, entro in un gioco reale, se no non è un gioco. Se io dico adesso 100 elefanti stanno passando sul deserto del Sahara, ho detto una cosa, uno può fare venire in mente, però detta così appunto è qualcosa che si presenta come una visione, ma come concetto non è interessante. Può essere interessante per l'immagine in cui si dà, ecco, ma come concetto non è interessante. Lo dico un po' provocatoriamente. Mi sono accorto invece di aver espresso male, perché vorrei migliorare un attimo una cosa che avevo accennato, di cui mi rendo conto invece così, che necessita un'ulteriore riflessione. C'è un quadro di Courbet, Gustave Courbet, si chiama L'origine del mondo, ed è il quadro del sesso di sesso, come dire, esplicitamente, in primissimo piano di una modella, presentato con una grandissima evidenza e con una grandissima, anche qui, con un grandissimo atto di disvelamento, una verità talmente nuda da darsi addirittura come una verità primigenia, l'origine del mondo. E questo quadro è stato comprato da un ottomano, un visir ottomano, che lo teneva chiuso con una tendina, lo teneva nel suo serraglio, non so come si chiamano questi luoghi così di vizi orientali, e ogni tanto quando aveva così bisogno di ispirazione discostava questa tendina e gustava questo atto voyeurista del disvelamento, come quest'opera che gustava l'atto esibizionista del proprio darsi lo sguardo. E queste dinamiche straordinarie, perché sono, come dire, delle grandissime metafore anche di un gioco dello sguardo, dell'esibire e dell'atto del voyeur. Tra l'altro l'ultima opera di Duchamp, L'État donné, è un atto di grandissimo voyeurismo, dove hai un buco della serratura nel Museo di Pennsylvania da cui guardi una donna con il gas éclairage in mano, con una fiaccola in mano, in un prato, in un luogo strano.
questo gioco appunto, questo dispositivo del vedere, del voyeur, del vedere così rivelato ma in qualche modo anche spiato, e del mostrare in questo modo esibito, sono anche dinamiche dell'arte insite, interne alle dinamiche artistiche, dell'esibire, del vedere, che finiscono non a caso in mano a Lacan, che colleziona questo quadro e custodisce questo quadro nella sua collezione, laicamente privato della tendina che aveva più appunto un senso nel serraglio ottomano, e che poi appunto viene a essere donato 2 anni fa da Gare d'Orsay ed oggi è in vista al museo, dove non è però il suo luogo. Paradossalmente un quadro del genere, che può vivere dentro ai segreti di un serraglio orientale, oppure dentro allo studio di un grande psicanalista come Lacan, trovando veramente un grande orizzonte di senso, nel museo, che è la macchina per vedere per excellence, di visione per eccellenza, invece vive il proprio disagio, vive la propria condizione, come dire, quasi insostenibile. E quindi questo quadro, che in fondo esplora queste dinamiche, mi sembra un quadro che aggiunge molto di più di quanto io aggiungerei su questa proprio condizione dello svelare e del velare, del rivelare e dell'occultare, del darsi e del nascondersi, che sono appunto dinamiche pienamente, direi, interne, pienamente di diritto, come dire, al campo appunto del vedere artistico, proprio del nostro tema proprio. Ecco, questo volevo aggiungere. E ciò nonostante, ecco, tornando al tema invece legato a Cunelis, quello che dice il professor Donà è certamente giusto. È evidente però che in quel campo un'opera non può, ecco, darsi nella sua così unicità, si scrive dentro un universo che è una poetica, in cui quest'opera è un tassello, diciamo, tra infinite altre opere di questo autore, che si salda e consente a me, a noi che speriamo questo orizzonte mostrato, di sapere che Cunelis parla del rapporto appunto tra modernità e tradizione, parla della storia, parla della conciliabilità, diciamo, tra il massimo del classicismo e il massimo, diciamo, della brutalità primitivista, parla di queste polarità che sono appunto gli assi portanti, il lessico, se potremmo dire, su cui si fonda la sua poetica, con tutte anche le implicazioni duchampiane, quindi concettualistiche, quindi di natura appunto teorica e idealistica, di cui lui a sua volta è uno dei grandi portatori. L'opera di Cunelis, quando porta 12 cavalli dentro una galleria, è ancora mi sembra nel 1969 all'Attico, la Galleria di Sargentini a Roma, porta questi 12 cavalli e questi sono la mostra, e ancora una volta uno dei massimi estremismi concettuali rispetto però a quel filone ancora una volta duchampiano, che è ancora una volta non di rappresentazione ma di presentazione, cioè di portare lo sguardo su un oggetto, in questo caso un oggetto vivente, un cavallo, esperito però nella sua, diremmo, pura visibilità. Non è un cavallo che ha una funzione di essere cavalcato, di tirare qualcosa, cioè è un puro oggetto da contemplare, no? Perché è esibito in una galleria, quindi è oggetto, è opera d'arte, ma ancora una volta per quella sua duchampiana identità proprio, che non è tanto dell'oggetto ma del nostro guardarlo, del nostro vederlo, del nostro esperirlo visivamente. Io amerei se qualcuno del pubblico potesse interagire con noi per darci anche, come dire, degli orientamenti, nel senso che questa materia, io mi accorgo, ogni volta me ne accorgo perché è un mestiere che si fa sempre, quindi mi accorgo della qualità mercuriale, no? che ha l'arte, che va un po', come direbbe Zeman, proprio dappertutto, no? che quindi ha questa proprio natura difficile da essere gestita. Però ecco, io credo che queste occasioni siano importanti proprio per sommare anche delle esperienze che sono dell'arte, che sono della filosofia, che sono di chi queste cose studia, ma sono anche di chi queste cose evidentemente esperisce e
chi con queste cose si trova appunto anche ad intraprendere un gioco di sguardi, un gioco di relazione appunto visive.